L'autonomia, 23 materie, abbiamo presentato l'impalcatura, il Veneto è pronto, ma un anno non c'è ancora questa autonomia, una delusione, che cosa vi aspettate? Assolutamente no, delusione, anche perché volendola proprio vedere fino in fondo è detta tutta, e questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. Che cosa vi aspettate adesso? Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum, lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, lo abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va avanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera, perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. È un anno da un referendum importantissimo, quello che si è celebrato in Veneto, che si è celebrato in Lombardia, e questo è un segnale che deve restare, perché l'autonomia non è solo prevista in Costituzione, cioè dico no, nell'ultimo pezzo di carta da formaggio, ma nella Costituzione, è previsto nel contratto di governo ed è supportato da queste istanze che sono state una richiesta di un popolo, di popoli, al seguito dei quali sono nate poi tutte le altre richieste di autonomia, e ricordo che in Italia ce ne sono già ben 8. Ho fatto tutti i tavoli tecnici, stiamo attendendo un riscontro da parte dei colleghi ministri, i quali alcuni hanno espresso la necessità di valutazione di alcuni approfondimenti, ma io sono certa che quello che sono anche dei patti che sono previsti nel governo. Tra l'altro nella nota di aggiornamento al DEF è stato anche inserito un altro impegno che è stato ribadito anche nelle aule parlamentari.